Buona con Ari Lest, veloce a prendere l'iniziativa nei confronti di Chopin Griff, ha sbagliato Aurora Key, in corda Anita Spritz, mentre all'esterno si profila la sagoma di Castore Lux. Quindi sbaglia Azteco dei Greppi dopo 200 metri in 15,4. Passaggio avanti alle tribune con Ari Lest al comando nei confronti di Chopin Griff, poi Anita Spritz di fuori Castore Lux. In seconda pariglia c'è Darwin dei Greppi che anzi sposta e va allo scoperto, visto che non vuole rimanere lì Castore Lux, trova però l'anticipo da parte di Anita Spritz che si scopre da terza in corda. Dopo un 34 per i primi 400 metri di corsa, Ari Lest al comando, Anita Spritz di fuori, in pariglia Castore Lux, in terza ruota Darwin dei Greppi, Chopin Griff secondo in corda che precede Boston Trio. Quindi via via gli altri con ancora bellamente allo steccato Dustin Jett in terza pariglia, poi Breeding Demi, se ne sono andati i primi 800 metri in 1:1. Sempre proteso in terza ruota Darwin dei Greppi che sospinge Anita Spritz all'attacco di Ari Lest, ne viene fuori così un primo chilometro a buon ritmo in 1:15,8. Ari Lest ed Anita Spritz alle prese, in corda Chopin Griff che precede Boston Trio, poi Castore Lux, quindi Dustin Jett ancora, Breeding Demi che precede Dolly F e Viking 3B a 800 dalla conclusione, 14,6 davanti alle tribune, Ari Lest e Anita Spritz, poi Chopin Griff e Castore Lux, quindi ancora Boston Trio e Dustin Jett bellamente e Breeding Demi a 600 dalla conclusione, una frazione in 15,1 per la curva di destra, continuano quasi apparigliati Ari Lest e Anita Spritz al suo esterno. Dalle retrovie inizia a muoversi Breeding Demi che trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Dustin Jett a 400 dalla conclusione, 2 minuti per il miglio di gara, Ari Lest in vantaggio nei confronti di Anita Spritz, lo scatto di Dustin Jett in terza corsia, poi Chopin Griff, quindi Boston Trio, ancora gli altri che cercano di venire via dalle retrovie, ma Ari Lest è sempre in vantaggio nei confronti di Anita e di Dustin, di dentro Chopin Griff, la retta d'arrivo per Ari Lest che è in vantaggio, Chopin Griff che ci prova, di dentro scatta Boston Trio, a largo di tutti Dustin Jett, Ari Lest in vantaggio nei confronti di Boston, Ari Lest che vince su Dustin Jett, poi Boston Trio, quindi Anita Spritz e Chopin Griff, 29,9 ad arrivare, 1:15,5 ragguaglio cronometrico, la perizia da urlo si conferma per Ari Lest, Vincenzo D'Alessandro, Luigi Flagiello, colori della Daltemps. Successo dell'8 anni da Pascia Lest in percorso di testa, ancora una volta il team D'Alessandro che è sugli scudi in questo tipo di corse, nelle Super Tris, le mirano e le vincono Ari Lest e Vincenzo D'Alessandro sul palo al primo posto, al secondo finisce Dustin Jett che corre molto bene, conferma l'ottima forma, al terzo Boston Trio, al quarto Anita Spritz e al quinto finisce Chopin Griff. Questa la probabile combinazione del quintè, salvo errori, omissioni o interventi della giuria. Il numero dovrebbe essere 2:11,9 per la Tris, 2:11,9 7 per il quartè, 2:11,9 7,1 per la combinazione quintè.